c'entra niente. Ma prendimi subito. Va bene, vai. Calma, calma, scusi. Basta, cazzo, prendi la gamba. Fagli video, Ale, fagli video. No, lui non c'entra niente, giuro. Giuro, no. No, lui non c'entra niente. 2 feriti e 2 arrestati è il bilancio di una mattinata di violenza e di follia che ha scatenato momenti di panico a Piazzale Roma. Una violenza scoppiata improvvisa, alla luce del giorno, tra le pensiline affollate di pendolari e turisti in attesa dell'autobus. A fronteggiarsi sono state 4 persone, 2 romeni, entrambi ricoverati in ospedale, uno pare in condizioni serie, e 2 egiziani che sono stati entrambi arrestati. L'alterco, concitato e brevissimo, è degenerato con la comparsa di un coltello che ha raggiunto alla gamba uno dei 2 romeni, facendolo cadere a terra. Una scena che ha provocato il panico tra le persone in attesa della linea 7. Erano le 11:30. L'aggressione è proseguita ancora alcuni interminabili istanti, ferito anche l'altro romeno, ma in un'area fortemente controllata come Piazzale Roma sono bastati pochi istanti perché intervenissero una quindicina di agenti della polizia municipale che sono riusciti a bloccare i 2 aggressori mentre tentavano la fuga. No, lui non c'entra niente, lui non c'entra niente, caro. A poca distanza si trovavano anche i militari che oramai da anni presidiano l'area e i carabinieri della stazione che dista appena poche decine di metri. Un paio di corsie sono state temporaneamente chiuse al traffico per consentire il soccorso ai feriti. Ancora ore dopo i segni dell'accoltellamento erano evidenti. Rimangono ignoti i motivi dell'aggressione. Per ora resta solo la paura di chi ha vissuto una situazione che fino ad ora appariva inimmaginabile.